Terzo trittico del 2025, momento di dati consuntivi, situazione generalmente positiva per quanto riguarda la produzione e la qualità delle nostre produzioni, e anche per quanto riguarda le esportazioni il dato tutto sommato è positivo, anche se aspettiamo l'ultimo trimestre del 2025 per chiudere l'annata. Per quanto riguarda la agricoltura, noi siamo a disposizione di tutto il mondo vitivinicolo, ma direi agricolo regionale, per fare cosa? Per fare ricerca applicata, innovazione tecnologica, ma soprattutto trasferimento delle nostre conoscenze a tutti i nostri stakeholders, a partire dalle associazioni di categoria per arrivare ai singoli agricoltori. Quindi a disposizione in un momento di difficoltà legata al tema del cambiamento climatico e alle condizioni geopolitiche che negli ultimi anni stanno cambiando notevolmente, ci impongono di rimanere sul pezzo, soprattutto in tema di sostenibilità, continuando però a fare in una produzione in un'area che ha necessità di un'agricoltura attenzionata.